settimana. Inizia la stagione 2012 della Biblioteca Dino Buzzati con Agordini a Cosseir. Nicolò Monaldi è il nuovo responsabile del coordinamento dei giovani venti nel mondo. Venerdì 24 febbraio alle ore 18, nella sede dell'associazione a Belluno, la Biblioteca della BM Dino Buzzati apre l'anno 2012 con la presentazione di un interessantissimo volume, Agordini a Cosseir, che narra le vicende di una comunità di emigranti agordini, tecnici, minatori, operai, occupati dal 1912 al 1963 nell'estrazione di fosfati in una cava di Cosseir, località dell'Alto Egitto, comunità con una scuola, la chiesa, una società di mutuo soccorso. Il libro, opera del compianto Ildo Pellegrini, uno dei protagonisti di quella storia, sarà presentato dal giornalista Dino Bridda. Sabato 4 febbraio a Padova si è tenuto l'incontro del coordinamento dei giovani veneti nel mondo. Punto importante dell'ordine del giorno, la nomina del nuovo coordinatore. Per l'anno 2012 la carica sarà assunta dal rappresentante della Veronesi nel mondo, Nicolò Monaldi. Al suo fianco, come vice, ci saranno Alvise Cagnello, della Veneziani nel mondo, e Fabio Prignolato, della Migrantes. I rappresentanti del coordinamento, nel complimentarsi con i nuovi eletti, hanno ringraziato Marco Di Lello per il lavoro svolto negli ultimi 2 anni come coordinatore. Durante la riunione si è discusso sulla consulta dei Veneti nel mondo, sul prossimo meeting che si terrà a Villorba, sulla meritocrazia attiva e su un progetto presentato dal Comitato Giovani Veneti all'estero che coinvolgerà 13 giovani residenti in Veneto e appartenenti al mondo dell'associazionismo per un viaggio nel Rio Grande do Sul dal 26 al 10 aprile 2012. ABM News termina qui per oggi. Se volete contattarci, mandateci un'email al nostro indirizzo info@bellunesinelmondo.it. Ci vediamo la prossima settimana.